vediamo alcune applicazioni in Abruzzo e tra l'altro faremo riferimento anche a quello del professor Torri, perché la tutela dei beni culturali con tecniche nobili in realtà a volte si sposa proprio con le esigenze di conservazione del bene culturale stesso. Intanto questa diapositiva mi serve per ricordare quello che si è detto prima: l'Italia rischia in qualsiasi luogo, e quindi la prevenzione poi la dobbiamo applicare in qualsiasi luogo. Quello che ha detto Matteo prima è il costo della prevenzione è minore rispetto al costo del dover riparare dopo, quindi del dover riparare danni che però molto spesso sono irreparabili, quando abbiamo vittime di danni irreparabili. E allora noi dobbiamo pensare a una serie di problematiche che coinvolgono in comune i progettisti, perché non c'è poi soltanto il progettista o il direttore lavori, abbiamo detto c'è il geologo, c'è il progetto delle strutture che è un aspetto fondamentale del progetto complessivo di un edificio, di uno restauro. Ci sono le normative, abbiamo visto, le sovrintendenze devono applicare le circolari come se fossero le normative della legge Progetti, questo è vero. Quante volte vi trovate detto ma la linea di guida dice questo, quindi io non ti autorizzo questo intervento perché non è per quelli che comprano la linea guida. C'è il controllo, c'è l'affidamento degli incarichi di progettazione, dove gli incarichi molto spesso sono affidati non in base a competenze specifiche nei settori, ma sono affidati per esempio con la logica del minimo costo, che diventa un problema non soltanto economico, diventa un problema proprio per la garanzia che gli interventi siano non solo realizzati ma progettati consapevolmente con l'impegno che la progettazione molto spesso richiede. C'è il problema della progettazione. La progettazione non è un meccanismo sequenziale, ma è un meccanismo integrato, si progetta tutti insieme. Non si progetta, arriva l'architetto, poi arriva l'ingegnere strutturista o l'ingegnere sismico che deve cercare in qualche maniera di far leggere in piedi quello che c'è. E poi c'è un problema serio e reale, cioè il fatto che il progettista è il primo che deve prendere sul serio il terremoto, cioè sa che avviene, sa qual è la sua potenza energetica. Il progettista è il primo che deve dire a un terremoto, deve dire no, tanto il terremoto non fa quello che farà per 300 anni, e penso che il professor Monti dopo ci spiegherà perché questo è un errore. Poi, come dico sempre io, il terremoto non studia, cioè il terremoto non conosce la normativa, il terremoto è un fatto fisico che colpisce un altro fatto fisico, cioè l'edificio, la struttura, il ponte, la struttura. I progettisti studiano, conoscono la normativa, ma come ho detto prima, o non coprono il terremoto e non capiscono alcuni punti della normativa, oppure anche la normativa c'è sempre alla lettera, per esempio il controllo, oppure comprendono il terremoto, comprendono la normativa, ma tutto sommato non credono poi tanto che questo terremoto arrivi, quindi ci potrebbero essere una serie di imprecisioni, di errori che sono legati a quello che poi diventa un coefficiente di ignoranza. Una cosa che abbiamo detto il professor Borghi prima è bisogna evitare tecnologie innovative. Ma dico io, insomma, ma voi ce l'avete, tanto per fare un esempio, un paragone, l'airbag in macchina? Io penso di sì. Penso adesso un folle si compra l'autovettura senza l'airbag. L'airbag nella Fiat 500 degli anni 50 non c'era, ovviamente. Ecco, l'airbag rispetto agli anni 50 è una tecnologia innovativa. Invece io non sono rimasto, cioè non occorre evitare le tecnologie innovative. Cioè buttiamo all'aria il progresso, buttiamo all'aria quello che si sta facendo in tutto il resto del pianeta. Perché siamo italiani e perché dobbiamo conservare. Quando poi molto spesso le tecnologie innovative, come vedremo, hanno dimostrato come possono intervenire in termini di salvaguardia proprio del conservato storico. Ricordate che in San Francesco in Assisi c'è una tecnologia innovativa, perché ci sono dei pianti, chiamiamoli riforma, che garantiscono non solo il ribaltamento dei timpani, ma garantiscono che questo ribaltamento in qualche maniera abbastanza complessa non venga impedito con impulsi, quindi con modi bruschi. Quindi il problema, tornando alla teoria così simile a quella che non ci siamo messi d'accordo con Borghi, è di dire ma chi deve pesare sul piano della bilancia? La domanda, cioè il sisma, o le esigenze di conservazione? O devono essere in qualche maniera controllate e preparate? Io ritengo personalmente che io che l'isolamento sismico sia sicuramente la via migliore per la conservazione, specialmente farò vedere un esempio applicato dalla scuola dell'ICIS,
ha fatto parte di una gara e è arrivato male, è arrivato in fondo perché l'intervento era considerato eccessivamente invasivo rispetto alle esigenze di conservazione. Ovviamente non toccava l'edificio. Il concetto dell'isolamento sismico è un concetto semplice, penso che più o meno conosciamo tutti quanti, è il concetto di separare l'edificio dal suolo, quindi di realizzare questa cosa di questo fumetto o questo disegno di una bambina di Puglia che viene visto come voleva la ricostruzione della sua casa in San Giuliano e la voleva così pesonando in maniera che non sentisse più il terremoto. Il concetto è simile, gli isolatori lo sappiamo costituiscono un filtro di frequenza della struttura, ce ne sono di diversi tipi e di diverse applicazioni, questi sono isolatori doppio pendolo e possono essere applicati in edifici esistenti. Allora io adesso farò vedere un paio di applicazioni di edifici esistenti e alcune proposte che sono state fatte per edifici esistenti in Modena. Ovviamente le applicazioni, lo studio che si fa sull'applicazione di isolamento sismico deve essere fatta in funzione di quello che è l'edificio, quindi non esiste, a parte come concetti di carattere generale, l'intervento uguale per qualsiasi edificio. L'intervento della velocità del calibrato in funzione per esempio della risposta del terreno, fondamentale anche nell'isolamento, in funzione delle possibilità strutturali, in funzione, per esempio un aspetto importante, della possibilità di creare giunti che consentono il movimento della struttura, perché laddove io non ho questa possibilità ovviamente la strategia sarà un'altra, per esempio le tecniche di dissipazione. Allora vi faccio vedere un edificio in cui è stato deciso all'Aquila, vicino a Piazza d'Armi, di inserire degli isolatori in testa ai nastri. L'edificio è questo, un edificio di 7 piani compreso il piano interrato, un edificio mediamente danneggiato dal terremoto, ha avuto delle rotture a taglio in alcuni nodi, le rotture a taglio poi che sono tipiche di molti edifici, in questo caso dettate dalla presenza di finestre del nastro, quindi di pilastri tozzi creati dall'interazione con le tampolature. Edificio con pilastri veramente insufficienti, ma aveva un grande vantaggio di avere un piano interrato sostanzialmente libero, una rimessa libera, con assenza anche dell'ascensore, quindi delle scale, quindi non nessuna interazione, diciamo l'edificio prototipo per poter inserire l'isolamento sismico, era quello. I committenti per fortuna erano molto d'accordo su questo e quindi vi faccio vedere che sono stati inseriti gli isolatori in testa ai pilastri, andando ad indossare in questo edificio le fondazioni, che erano assolutamente insufficienti, andando a creare degli appoggi e dei pulvini, vedete che qui erano possibili proprio per questa capacità di spazio all'interno dell'edificio, e quindi andando a tagliare gli isolatori, qui vediamo a destra una fase del taglio, della polizia del sistema della zona di inserimento di isolatori, e andando poi a inserire isolatori di vario tipo. In questo caso abbiamo isolatori elastomerici, isolatori a scorrimento, perché l'edificio ha una forma molto irregolare. Altro fatto importante, un edificio con forma irregolare è un edificio suscettibile di grande danneggiamento proprio per effetto di forma, e in questo caso con l'isolamento si è anche ovviato il problema della non regolarità strutturale, ovvero la corretta disposizione di isolatori a scorrimento, quindi sostanzialmente a bassissimo attrito, e di due tipologie di isolatori elastomerici ha consentito di evitare, per esempio, i moti torsionali dell'edificio, quindi di riportare l'edificio a una risposta il più possibile regolare. Qui vedete le fasi di inserimento di un isolatore elastomerico, l'inserimento di un martinetto piano con malta espansiva in maniera da mettere in pressione l'isolatore all'interno della struttura, e qui vedete alcuni aspetti del sistema. Vedete, ci sono anche aspetti pratici che si possono risolvere. Nella slide di destra voi potete vedere degli isolatori messi in posizione differente rispetto al resto dell'edificio, perché lì c'era la fossa dell'ascensore, quindi non è vero che non c'era nessuna interazione, ma la fossa dell'ascensore è rimasto comunque un elemento portato dal sistema di isolamento, quindi un elemento mobile, perché l'importante in questi edifici è assicurare la capacità di movimento. E qui vedete le differenti tipologie, vedete dei isolatori che sono dagli anni 700-800 elastomerici, e poi isolatori a scorrimento. Il movimento limite di questa struttura è di 400 mm nelle varie direzioni. Alcune panoramiche dell'intervento, un intervento molto semplice, molto pulito, consente in questo caso la piena utilizzazione del piano, quindi poco impattante da questo punto di vista.
poi sono state realizzate le protezioni al fuoco e gli altri interventi alternativi che sarebbero stati necessari per un'effigie di questo tipo, per esempio l'inserimento di pali di taglio, sarebbero stati talmente invasivi da rendere in realtà inutilizzabile questo da altri ambienti. Quindi in questo caso la conservazione dell'ambiente è stata dovuta proprio all'inserimento del sistema di isolamento. Dicevo prima che occorre fare attenzione ai giunti, cioè al movimento delle strutture. Per esempio, il piano di accesso superiore presentava una scala esterna, la scala esterna è stata tagliata. Perché? Perché nulla deve connettere l'edificio al suolo. Ringhiere, scale, impianti, le situazioni di impianti sono tali da assorbire i movimenti strutturali. Gli unici interventi che sono stati necessari a questo edificio, al piano superiore, un lieve rinforzo dei pilastri, applicato tra l'altro a un'altra tecnologia abbastanza moderna, la tecnologia gamma. Sugli altri piani dell'edificio, in funzione del periodo di isolamento scelto, non è stato necessario operare alcun rinforzo e contemporaneamente all'applicazione di isolamento procedevano i lavori, diciamo, di riparazione normale, di riparazione non strutturale, dei danni non strutturali che si fanno a livello superiore. E questo ha comportato un'economia di lavoro e un'economia di gestione, cioè un'economia nella durata dei lavori, che è fondamentale in questo caso, ma è fondamentale anche quando pensate di applicare questa tecnica, per esempio, a un edificio in qualsiasi parte d'Italia dove non abbiamo delle aree da riparare, ma abbiamo un edificio utilizzato da riparare sistemicamente. Un'altra possibilità che abbiamo è di inserire l'isolamento invece a piede dei pilastri, laddove non abbiamo ambienti utilizzabili, ma in questo caso abbiamo uno spazio libero tra le fondazioni esistenti e l'edificio sovrastante. Anche qui notate l'estività dei pilastri rispetto all'altezza di piano, quindi degli elementi abbastanza duttili ma che comportano un grande danneggiamento della struttura. Allora anche in questo caso sono state rinforzate le fondazioni vengono quasi sempre rinforzate perché non dobbiamo dimenticarci che le fondazioni dobbiamo andare a valutare questo relativo collasso e quindi sono stato limite che anche per un edificio tradizionale con le sue normative non sarebbe comunque previsto. In questo caso l'intervento prevedeva anche qui un piccolo rinforzo dei pilastri immediatamente superiore a quello che poi sarà il piano di isolamento e l'inserimento dell'isolamento tra il piano fondale e un nuovo piano, no? Che è un piano rigido, perché ciò che è al di sopra del sistema di isolamento si deve comportare rigidamente, deve assicurare il movimento contemporaneo e omogeneo in tutti quanti i isolatori, quindi non deve consentire spostamenti differenziali orizzontali. E in questo caso il piano rigido superiore è stato realizzato con un parquet in acciaio. L'aspetto interessante è che le strutture in acciaio progettate per questo imbarcato sono le stesse strutture che hanno consentito il sollevamento e il taglio dei pilastri. Ecco, qui vedete due esempi. In questo caso la struttura è progettata ovviamente per portare i 2.000 kN che portano ognuno di questi pilastri. In questo caso diventa però anche, oltre all'appoggio dell'isolatore, qui vedete l'isolatore a scorrimento, diventa anche il supporto del piano rigido superiore. Qui vedete alcune fasi di inserimento molto semplici. Ricordate sempre che un isolatore di questo tipo pesa tra 700 e 800 kg, quindi non è proprio una cosa che si può inserire facilmente, ma con dei carrelli e dei piani di scorrimento l'inserimento è stato molto agevole. Questa è la creazione del piano rigido superiore, cioè superiormente viene creato un piano rigido tale da assicurare il comportamento scatolare della sovrastruttura, quindi da impedire movimenti differenziali dei pilastri. Devo dire che mi è capitato di vedere interventi in cui questo piano rigido non esiste, è un solo in Lombardia, però il problema è che questi interventi poi diventano pericolosi perché ogni isolatore potrebbe avere, in funzione della dimensione della struttura dei del terreno, uno spostamento differenziale orizzontale rispetto agli altri, e questo potrebbe provocare un danno ovviamente nei pilastri superiori, quindi è assolutamente da evitare. Altra attenzione, anche qui il giunto, quello che vedete a sinistra dove sono quei piccoli spazi, è il giunto che permette il movimento dell'edificio, anche in questo caso di circa 400 mm, e ovviamente l'accesso, cioè l'accessibilità per il controllo. Non parliamo mai di manutenzione, perché la manutenzione è una cosa impropria, è un controllo. La manutenzione serve nel momento in cui c'è qualcosa che non va, i isolatori vanno controllati, sono un elemento strutturale come il calcestruzzo, l'acciaio o le lamiere, e come questi elementi strutturali vanno controllati con dei protocolli precisi. L'accesso deve consentire non solo al passo dopo, ma deve consentire l'eventuale futura sostituzione di isolatore, quindi
è dimensionato sul passaggio dell'isola. E questa è una vista inferiore, e anche qui vedete un altro aspetto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare è l'impiantistica. L'impiantistica fa parte in qualche maniera dell'isolamento, cioè i giunti devono consentire il movimento dell'edificio, devono consentire il non danneggiamento dell'impianto, perché noi nell'edificio isolato, tornando a quello che diceva prima Parisse, noi nell'edificio isolato, cioè nella struttura, noi non vogliamo danno, non è che accettiamo un danno come individuazione, noi non vogliamo danno. Il danno non deve essere a livello strutturale, a livello di elementi secondari, tamponature, mezzi fissi, a livello di impiantistica. E quindi l'impiantistica è progettata e creata per non avere danno, quindi per assistere gli spostamenti, specialmente poi pensate a un edificio personale, l'impianto del gas, a un edificio, un ospedale, l'impianto dell'ossigeno o degli altri gas, l'azoto, che sono poi essenziali come salvavita delle persone. Quindi vedete, gli impianti poi devono essere adeguatamente dimensionati e progettati per assorbire il movimento. Questo è il tipo di impianto. E la cosa, tutto sommato, è abbastanza semplice. Diventa più un problema burocratico. Il problema diventa più complicato quando abbiamo a che fare con le murature, perché le murature, come abbiamo visto prima, le murature sono qualcosa di storico, sono qualcosa che molto spesso ha esigenze di conservazione non soltanto strutturale, ma esigenze di conservazione artistica, però parimenti hanno esigenze di conservazione di un bene che secondo me è più prezioso molto spesso per la conservazione artistica, che è la vita delle persone. Abbiamo visto le immagini delle chiese, noi tutti ci rendiamo conto che se il terremoto fosse creato 10 ore prima era la domenica delle Palme, penso ben altro sarebbero state le vittime. Cioè confligge con il problema della sicurezza delle strutture, tra l'altro l'immagine che io potevo io non mi sono messo d'accordo con questo approccio, ma le anime sante poi attirano questa attenzione. In realtà, vedete qui, interventi di conservazione delle anime sante erano stati rilassati, ma ovviamente erano mirati alla conservazione estetica, quella che vediamo la pelle dell'edificio. C'è una vita, non lo so questo, però sicuramente il problema è che una cupola che è progettata dalla dieta è andata sostanzialmente persa. Cioè la conservazione, adesso andiamo a rifare per prendere i frutti di questa chiesa, sarà un qualcosa di diverso da quello che prima, non sicuramente originale. Per non parlare dell'edificio della prefettura, in cui c'erano queste funzioni vitali dell'agenzia del post-sisma e che terminano in questa maniera. Scorro velocemente perché questi sono sempre edifici pubblici, tra l'altro. Oppure la conservazione, questa è una bigliettina nella piana di Roma, quindi questo adesso non esiste più. La conservazione molto spesso si vede appunto, diciamo prima, alla pelle, cioè l'aspetto estetico, ma se giriamo l'angolo ci accorgiamo che la conservazione in realtà a livello di struttura non è venuta, nel senso che abbiamo un classico paramento, muratura doppio paramento, con riempimento a sangue, paramento distaccati, elementi molto labili da questo punto di vista nei confronti del sisma. E così via. Adesso non volevo andare a fare la carrellata. Una delle soluzioni possibili è proprio l'isolamento sismico. Anzi, io direi che nell'edificio in muratura, dove abbiamo delle rigidezze molto più elevate rispetto all'edificio del centro urbano, se voi fate un'analisi lineare del primo livello sull'edificio in muratura, esaminate quelli che si chiamano i modi di vibrante, che diciamo sono aleatori per l'edificio in muratura, in realtà è una approssimazione. Vi accorgete che hanno periodi molto più rigidi rispetto ai periodi fondamentali di un edificio in centro urbano dell'acciaio. Allora, questa rigidezza in realtà diventa l'ideale, perché se l'edificio è muratura ha delle discrete connessioni trasversali, non buone, parliamo di connessioni discrete. In realtà l'edificio in muratura, sopra un sistema di isolamento, diventa quella scatola rigida, per cui noi quando modelliamo il pendolo a un grado di libertà, lo mettiamo l'isolatore sotto con bassa rigidezza e la massa sopra, diventa proprio questo, diventa un sistema con un grado di libertà. Un sistema banalmente dovremmo progettare a mano, senza neanche fare chissà quali calcoli. Quindi in realtà l'edificio in muratura è un edificio per cui l'isolamento sismico diventa veramente la tecnica migliore per l'adeguamento sismico, laddove è possibile ovviamente, cioè laddove noi abbiamo la possibilità di un edificio libero di muoversi, e dove andiamo a intervenire in misura ridotta sull'edificio sottostante. Poi pensate a una chiesa con affreschi importanti. Andare anche a bucare l'affresco per inserire un solo tirante, tecnica ammessa dall'impact,
significa danneggiare l'affresco. Se l'affresco è di giotto, cosa facciamo? Lo teniamo così, ma così magari poi casca come è successo all'Assisi, e quindi l'affresco di giotto l'hanno perso. Quindi c'è sempre questo dualismo tra conservazione e sicurezza. Con l'isolamento io credo che noi in realtà possiamo andare a applicare questo concetto, a risolvere questo dualismo con tecniche tipo questa di Mecumia in Armenia, una tecnica tradizionale che abbiamo provato a proporre per questo edificio in un quartiere centrale dell'Ampio, l'edificio Muratura, edificio regolare ma con poche connessioni trasversali, con poche pareti trasversali, vado velocemente, un po' di danni, di ribaltamenti, di cinematismi nelle pareti che si trovano così. E la proposta per questo edificio è realizzare l'isolamento sismico, cioè sfruttare una porzione della muratura stessa quale base per il sistema di isolamento e andare poi a isolare la parte superiore. Quindi una volta risolti i problemi dei danni del terremoto che ci sono, l'edificio in realtà non avrà bisogno di altri interventi di adeguamento sismico in questo caso. La risposta all'edificio la vedete, una risposta a sinistra vedete l'edificio non isolato, a destra l'edificio isolato. È una risposta semplice, omogenea, che impegna l'edificio come movimento di blocco di scatola rigida, quindi senza impegnare deformazioni nella muratura, quindi senza creare possibilità di lanciamento. Tralascio alcuni risultati di uno dei modelli di calcolo, ma questo serve solo per dimostrare che con l'isolamento, in questo caso le sollecitazioni indotte sulla struttura con un terremoto di progetto sono 6 volte più basse. Quindi è il filtro che poi è dimostrato sperimentalmente dai vari edifici ospedalieri del mondo che sono monitorati e che quindi in caso di terremoto registrano le accelerazioni sull'edificio. L'inserimento del sistema di isolamento, che è questo, che è risposto sotto i poli portanti, è un inserimento con tecnica da mantenere, cioè taglio parziale delle murature, inserimento di profili in acciaio di sostegno della muratura superiore, quindi una specie di trave di sostegno, inserimento per sottorantieri e sottomurazione a tratti di un sistema di appoggio dell'isolatore, inserimento dell'isolatore e poi via via con quelli successivi avendo cura ovviamente di lavorare per sottorantieri in condizioni di sicurezza. Tecnica semplice, tecnica alla portata di qualsiasi impresa di questa distanza. Diverso il discorso di questo edificio monumentale che conosciamo, che è la scuola di Amicis, edificio che ha avuto molti danneggiamenti in seguito al terremoto. Voglio fare una osservazione breve. Con la scossa di magnitudo 4 della settimana precedente, questo edificio aveva avuto un cinematismo della parete che poi adesso è crollata di circa 10 cm verso l'esterno e zubitanti, un ribaltamento del primo modo, con una scossa ancora meno di quella del Normanno, quindi un edificio estremamente vulnerabile anche per tutte le alterazioni che ha avuto nel corso dei secoli, comprese quelle del XX secolo molto pesanti. Dentro la situazione era abbastanza disastrosa, cinematismi visibili dappertutto, crolli estesi in corrispondenza dell'ultimo piano, in tutte quante le aule, sono rimaste le cornici delle porte che erano l'unica antisismica dell'edificio. La tecnica proposta per questo edificio è un isolamento alla base, su un brevetto Enea, qui abbiamo Paolo Clemente, che è uno lieto del brevetto Politecnico di Torino, in cui il sistema di isolamento non viene fatto nella muratura come il precedente, ma viene fatto al di sotto della muratura, andando a isolare il complesso terreno di fondazione struttura, in maniera da non interferire in nessuna maniera con il costruito, cioè con il bene che teoricamente deve essere conservato. In quale maniera? Usando una tecnica che viene usata per le gallerie o per le impressionanti statali, che è la tecnica dello spingitubo. Cioè sostanzialmente vedete in questo schema semplice l'inserimento dei tubi al di sotto dell'edificio, tubi, qui lo vediamo meglio, che vengono, questo è proprio il modello per l'Amicis, tubi che in realtà sono separati in due semitubi e in questi due semitubi vengono inseriti gli isolatori, il sistema di isolamento, opportunamente progettato e calibrato in funzione dell'edificio. In questa maniera che cosa bisogna fare in più rispetto a un progetto tradizionale di edificio isolato, oltre a assicurare il movimento della struttura? Ovviamente bisogna prevedere lo spingitubo per calcolarlo, ma l'aspetto fondamentale è il confinamento del terreno, perché il terreno diventa un elemento strutturale. Io ricordo che quando ero studente qui dentro, c'era questo Sant'Agata che c'è strada, la prima cosa che diceva la lezione era: voi progetterete con il terreno perché una strada, il terreno è il materiale da costruzione. E questo vale anche per l'edificio isolato in questa maniera. Il terreno va confinato, va eventualmente in qualche maniera consolidato se per dei problemi,
ma già il confinamento, in questo caso con delle pareti trasversali, ci assicura la rigidezza, cioè creare questo blocco rigido che consente ai isolatori di muoversi più insieme. Il sistema di tubi e controtubi, dei semitubi, in realtà diventa un sistema di fondazione anch'esso simile a quelli tradizionali, perché fin dai tempi romani molti edifici venivano fondati con una volte rovescia. Era un sistema di fondazione laddove il terreno era carente, veniva fatto in mattoni, la volta rovescia funzionava per effetto forma, funzionava benissimo, perché è vero che a Roma è pieno di edifici progettati, costruiti in questa maniera. Il sistema dei controtubi non inventa nulla di nuovo a proposito dei edifici tradizionali, è un sistema tradizionalmente che sono volte e volte, non sono altro che volte e volte, non sono fatte in mattoni, ma sono volte e volte. L'idea appunto è questa degli attraversamenti stradali, quindi l'idea semplice, ovviamente le tecniche di fissione del tubo dipendono da terreno. Quello che abbiamo aggiunto in questo progetto è il sistema di connessione dei due semitubi, che è un sistema di connessione con moduli in acciaio staccabili che permette di inserire il tubo insieme, quindi è calibrato per assorbire la spinta di fissione del terreno, ma consentirà poi di smantellare soltanto il modulo dove va inserito l'isolatore, quindi di continuare a sostenere l'edificio finché non è inserito tutto il sistema di isolamento, e poi si possono andare a smantellare gli altri moduli in acciaio. Quindi è un sistema molto semplice, e alla fine il sistema di isolamento si presenta in questa maniera, con una fondazione di volte a volte rovesce e una fondazione superiore della sovrastruttura di volte a volte, che contiene il terreno. Di facile accesso, di facile manutenzione, i tubi sono progettati proprio per l'inserimento e per il passaggio delle persone, quindi diventa molto comodo. Ovviamente quello che dobbiamo avere è sicuramente lo spazio per l'edificio per muoversi, quindi l'edificio deve essere un edificio isolato. Noi avevamo pensato all'Emicis, c'era una proposta in Neapoli del Torino per Palazzo Margherita, cose del genere potrebbero essere fatte, non sarà fatto a Palazzo Centi, cioè tutti quei palazzi importanti che proprio il fatto di essere importanti diventano un intero isolato all'interno del quartiere. Chiaramente se poi pensano all'aggregato il problema diventa molto più complesso, anche se si può sempre pensare a un suolo artificiale, l'artificial ground. Ha fatto una proposta di questo genere anche per il centro storico di Castelnuovo. I condotti vengono solidarizzati tra di loro con tiranti di guida, quindi con barre di guida che viene assicurato quel piano rigido che ci serve inferiormente e superiormente. Il tutto viene calcolato e qui ci sono le fasi di inserimento del sistema. E io chiuderei qui ricordando questo, che quello che ho fatto vedere sono alcune delle realizzazioni effettuate per dimostrare che è possibile adeguare l'interno anche a livello di costo, e sono alcune delle realizzazioni che si potevano fare, e ho detto questo progetto che è stato presentato in una gara è un progetto che si è classificato malissimo, e si è classificato malissimo perché è stato giudicato impattante e non compatibile con le esigenze di conservazione l'aver inserito gli isolatori al di sotto dell'edificio. Chiudo qui e vi ringrazio per l'attenzione.